là in Eccoli qua, fila stanno arrivando. all'ingresso la Chiara Destro, detentrice della fascia 2015, e le candidate tutte vestite di rosa. Fate loro un bel applauso. Un applauso. Eccole qua, guardate le acconciature, guardatele. Allora già Giulia, cominciate a guardare. Che colore meraviglioso avete addosso. No Chiara, scusami, vieni su anche tu, mi pare logico Sì, che devi venire certo. anche tu. Allora, Venite ragazze, venite, allora lasciamo spazio a Chiara, esatto, lei che sta davanti. aprirà le danze. Venite ragazze, benvenute. Lei è la Miss Uscente La praticamente Miss Uscente, dell'anno sì, scorso. eccola qui. Facciamo un applauso, accogliamo. Facciamo un applauso Ben per Chiara arrivate. Destro, che è la Miss Uscente. Guardate che meraviglia, ragazze, venite Avanti. qua, brave. Belle proprio. Belle. Applauso, dai, ci sta. Accidenti. Allora io mi metto dall'altra parte. Va che bene, così... dai, io sto di qua. Bene, anche Io perché sto vicino io sono a Giulia. Io sono bruttissimo, quindi non vale la pena Ah, guardare. dai. Allora, no, siccome lei ha da fare, Sì. volevo fare proprio qualche breve domanda a Certo. Chiara, poi la mandiamo a lavorare perché farà parte della giuria, La giuria. logicamente. Infatti. Chiara, allora com'è stato quest'anno da Miss? Molto bello, ho fatto nuove esperienze che mi hanno fatto anche crescere e spero di augurarle a tutte. Certo, bene, un bel augurio, sportività, spero di augurarle a tutte. Certo. Volevamo solo conoscere chi è Chiara, quanti anni hai? 15. Ne ha 15, cosa fai? Studio, immagino. Studio e economia aziendale, finanza e marketing. Economia aziendale, finanza e marketing. Lei viene da Milano, giusto? Bene, è venuta qui a Campagna Lupi e ha fregato il titolo alle signore di Campagna, alle ragazze di Campagna Lupi e ma comunque noi siamo a Riviera del Brenta. Ben ci sta Chiara, ben arrivata a Campagna Lupia. Noi ti mandiamo perché so che hai da fare. Un bel applauso a Chiara. Ci Ciao, lascerà, Chiara. Buon lavoro Chiara, mi raccomando, lascerà la corona fra un po'. Obiettività. Eccoci qua. Nel frattempo abbiamo ogni... Venite un po' più in qua ragazze. Fate un passo in là. Facciamo un altro applauso. Beh, ci sta, Allora, la giuria bene o male si è composta. Allora, cosa facciamo? Guardiamo, naturalmente, manca una sì adesso, però intanto 4 meglio che niente, perché non arriva la... Arriva? Manca la quinta giurata. Manca la quinta giurata, adesso dovrebbe arrivare, ma comunque volevo spiegare appunto l'elezione della Miss, logicamente comprende molte cose, comprende la bellezza, ma comprende anche la postura, come una cammina, come si porge, il sorriso, la classe, l'eleganza. È logico che una Miss è un completo di tutto quanto, quindi se Chiara ha vinto l'anno scorso era tutt'uno, quindi io vi auguro di fare un po' la carriera che ha fatto Chiara, soprattutto però vi auguro di divertirvi e di avere un grande successo nella vita studiando, perché prima di tutto lo studio ragazzi, mi raccomando. Quindi tutto quello che stiamo facendo adesso deve essere considerato un bel gioco per poi magari andare avanti. Se poi si apre qualche porticina è meglio, Allora io direi la quinta giurata mi arriva o no? Se noi cominciamo con 4 va bene lo stesso, perché tanto i punti che sono da assegnare sono dispari, quindi non cambia nulla. Cosa dici? Iniziamo. Iniziamo. Allora, dai. Voi pronte, siete pronti? Però no? io volevo fare una prova applauso. Al mio 3 lo fate un grande applauso, ma proprio di quelli che sostengono queste ragazze che si sono Di messi in supporto, gioco. ci vuole, 1, dai. 2, 3, vediamo. Oh, adesso ci siamo. Voi però dovete notare sui top, lo faccio perché bisogna farlo, è logico, perché Tramonte ce le ha vestite, quindi un grazie a Tramonte, e ringrazio già il triangolo dell'intimo che è qua dietro che le ha vestite per la seconda uscita. Allora io ragazzi vi faccio fare una piccola passerella, cominciate come abbiamo fatto alle prove e loro cominceranno a valutarvi, quindi attenzione perché
io farei fare una passeggiata singola. Allora, io vedo che la giuria bene o male ha già espletato, quindi non so se Alessandro, eccolo qui, Mifona. dice sempre la mia mifona. Allora, così ci teniamo la presidentessa. Per conoscere ancora un po' meglio le nostre ragazze, le nostre ragazze, ma anche per vedere se hanno. Io sono curioso per vedere gli appuntamenti estivi loro. Appuntamenti estivi, sì. ma anche cosa ascoltano, se Tutto ascoltano quello che vi musica, mente di dire suonano. è il vostro momento, è giusto che vi facciate conoscere al pubblico. Allora inizio io con Agata. Agata fa scena muta. Allora, Io durante l'estate gioco a beach volley, infatti la prossima settimana ho un torneo. Mi piace la musica commerciale e mi piace molto studiare. Infatti vado bene a scuola. Bene, che meglio hai? E 7. Brava. è buono, Brava. Accidenti. Buonissimo, un bel 7 ci sta sempre. Ascolta, visto che tu vuoi fare l'attrice, la tua attrice italiana e la tua attrice straniera preferita? Più straniera, va, che italiane. Beh dai, qualcuna di italiana che ti piace ce ne sarà. Allora, di donne no, uomini sì, che è Kristen De Sica. E straniero invece donna, Scarlett Johansson e come uomo cioè Adam Sandler. Chi scusa perché hai sentito il motore? Adam Sandler. Adam capito, Sandler, è beh, comico. Direi che va bene, Comico. un'ottima. Allora lei ha detto donne no. Donne no, Italiane in italiano, beh, sono le La donne. Ferilli, no. Non ha tutti i torti, Beh, sì, diciamo Non ha tutti i torti. va bene. Allora. Però, insomma,
Andiamo avanti con Giulietta, ti tolgo questo capello che sta... Come ti trovi con queste scarpe? Insomma. Allora, senti una cosa. Cosa fai nel tempo libero? Vai a ballare? Cosa... 15 anni tu hai, vero? Cosa... 16, scusa, 16 anni. Cosa fa una di 16 anni quando non studia? Esco con gli amici, vado a feste, mi Ricchi premi, cotillon, feste, eccetera, eccetera. Come va a scuola? bene. Bene? Beh, la materia dove vai veramente bene? Tedesco, spagnolo, Tedesco e lingue praticamente. Brava. Ascolti musica? di tutti i tipi. Tutto, non c'è una musica che preferisci? No. Brava. Sì. Allora, andiamo avanti con Sara. Sara che ci dice i suoi appuntamenti estivi, vediamo. Io studio e vorrei fare la babysitter. Quest'estate. Sì. Quindi per racimolare qualcosina, ti piacciono i bambini, mi pare giusto. Si può fare anche un annuncio. Hai già il lavoro o... Allora, chi ha bisogno di una babysitter abbiamo una candidata. C'è una candidata, se avete dei bambini che... E parliamo da di assistere- bambini piccoli, allora Certo. gli infanti, quelli che sono sotto i 75 centimetri di statura e mangiano il latte, basta. Ecco, perché vedo già dei bambini un po' più cresciuti che vorrebbero la babysitter come Sara, ma vabbè, lasciamo stare. Grazie, andiamo avanti. Andiamo avanti con Alessia. Allora, durante l'estate che si fa? Vado in vacanza con le mie amiche Hai capito dove? a Jesolo. A Jesolo, cioè è raggiungibile. anche- Jesolo, lo sai che era l'ottavo nano? L'ottavo? L'ottavo nano, quello che andava sempre in spiaggia, c'era Jesolo. Poi c'era anche quello che è morto piccolino, perché era morto, era Engolo quello. Certo, poverino, quello è andato. Allora, cosa ascolti? Che musica ti piace ascoltare? Ascolti la radio, per esempio? Sì. Non ti chiedo quale radio. È giusto? Ha Parto un dicio. detto di tutto, giustamente, di tutto. Durante il tempo libero cosa fai? Dipende, mi piace la pasticceria, quindi se ho tempo Accendi il forno e giù via. Elettricità che va, è vero. Arrivano ste bollette a casa. Questo ogni volta che c'è tempo libero accende il Questo qua che forno. dice, ma quante torte hai fatto? Esatto, quante torte hai fatto? Tante, ha detto tante. Brava, Grazie. brava, io quasi Grazie. quasi vengo a trovarti, tanto stai qua vicino. Fai delle belle torte per tutti noi. Ok, andiamo ad assaggiare la tua arte, va bene? Ok, va bene. Proseguiamo con Campologara, giusto? Allora è Ire, giusto? Quest'estate che facciamo? vado in vacanza con mio cugino a Minorca e Bello. di sicuro leggerò. Leggerai, bello, questo ti fa onore e che cosa ti piace leggere? Beh, mi piace molto Nicolò Manicchi oppure Valentina Turbano. L'ultimo libro che hai letto? Io non ho paura. Bello. Bello. Bellissimo, brava. Hai visto il film anche? Ha visto il film? Hai trovato differenze Tutte tra vabbè. il film e il libro? No, è abbastanza coerente, va bene. Minorca, Allora, bella sta conciatura, tutta frisettata, vero grafica, nostra grafica ai fan che si chiama Ilenia. Ilaria, porta pazienza. Quest'estate cosa facciamo? Lavoro e vado in vacanza. Lavori e vai in vacanza. Cosa farai? Che lavoro? Brava! No, vabbè, però c'è qualcuno che dice vabbè vado a fare, che ne so, la barista, vado a lavorare in discoteca. Brava, quindi va a fare quello che sta facendo. Brava, bravissima. Un'altra cosa, leggi? Ti piace leggere? No, guarda, ha detto lascia stare, per carità. Non esiste. Ivo. Niente, ma proprio niente. Al Manco posto- Topolino? Neanche Topolino. fumetti, no. Musica, sì. Un po' di tutto. Bene, ci siamo fatti un Quadro di... questa situazione. Ok, scopriamo invece i programmi estivi qua di... No, abbiamo di Sacco, Infermiera. dell'infermiera. Vado al mare, Aspettiamo i bolidi, vado al mare in vacanza con le mie amiche a Jesolo. anche lei, Otto Nano ha fatto a Jesolo, bene. E durante la vacanza anche tu ormai a questo punto leggerai.
non piace leggere. No, non piace leggere, questo è un... A te Giulia piace leggere? No. È un A chi po' piace leggere? 2. Beh, sono 2 su 7. poveri scrittori. Alla Giulia Ma- piace leggere? Sì. Vabbè, allora abbiamo scoperto un po' di Bisognerebbe cose leggere un po' di tutto, delle nostre aspiranti miss. Manca davvero poco, mi fanno cenno che sono quasi pronti da là in fondo perché logicamente bisogna sommare i voti di prima. Posso dire una cosa? Dimmi. Ce lo leggiamo un libro in vacanza quest'estate? Avete 2 mesi, 3 mesi di ferie. Prendetene uno, prendete la collezione Harmony. No, è la più semplice. Vabbè, no, non siete tanto convinte, no, proprio leggere, niente. Vabbè, che vuoi fare? pazienza. È un po' non loro, è un No, po' no, è la una pecca italiana. Italiani, certo. Si legge molto poco. Peccato. È un peccato sì, perché comunque l'emozione che ti dà un libro non è che sia paragonabile a quella che ti viene tra virgolette imposta da un film. Esatto. Perché bene o male il Tutta film un'altra cosa. è visto dagli occhi del regista, invece tu il libro te lo leggi e te lo immagini. Vabbè, comunque, Fate quello che volete, fate va quello bene? che volete. Ecco. La scuola è finita ufficialmente. Ad Alessandro e Ilenia lì, venite ragazzi, venite, i miei collaboratori pazzi, venite, eccoli qua, hanno intrapreso questa avventura con noi, quindi seguiranno loro le nostre miss fino alla finale di settembre. Ricordiamo che la fascia di oggi non preclude nulla perché tutte sono a settembre, rimandate a settembre, no, siete tutte finaliste di Miss RDP 2016. Allora, Siamo pronti? giusto, ricordiamo che Ilenia ha partecipato l'anno scorso a Miss Riviera del Brenta, era la numero 10, 9, eri passata poi tu? No, però sei stata scelta per andare a Miss Stella d'Europa, benissimo. Miss Stella d'Europa che Chiara e Vicky abbiamo ricordato che abbiamo su Chiara perché Chiara sono gli ultimi istanti di Miss Motor Gallery di Chiara perché cederà la fascia e la corona a una di queste bellezze. Non Miss ma sono Ronnie, è un ragno, è un ragnetto. Cosa vuoi che sia? Alessandra Moragna, Alessandra certo. Giusto, Alessandra che A te viene... il compito sì, di fasciare le ragazze. 3. No, io metto la mano qui perché voi c'è il riflesso, leggete Brava, tutto, brava. non va bene. Allora inizio io con la terza classificata. Sì, La terza classificata è Miss Hair
numero 7, Agata Scarpa. I saloni che le hanno acconciate, per cui eventualmente siamo qui a disposizione se volete fare delle foto, degli scatti, lei si mette col suo sorriso a vostra disposizione. Mi fa piacere, felice. Bene. Allora andiamo con, lo dici tu? Allora, seconda classificata, Miss Famiglia e Abilità, numero 3, Ilaria Reginato. Un applauso! E andiamo ovviamente con la nostra numero 1. Esatto. Esatto. Lo diciamo insieme? No, vai, vai, vai. Allora, bravo! Miss Cagliari 2016, la numero 6, Sara Caletto. Signora, ma sei stata veramente degna di questo titolo. Che bello questo passaggio! Allora, le prime tre le mettiamo qua dietro, davanti, poi facciamo la foto tutti insieme perché logicamente tutte andranno a settembre, concorreranno partendo da zero, logicamente. Voi vi mettete dalla parte o dall'altra, vi loro perché è giusto che tutti, perché le bellezze sono comunque tutte belle, diciamo la verità, sono tutte splendide. Volevo chiedere qualcosa alla nostra Miss Montgomery, no? Adesso Bisogna adesso sentire un po' caldo così la sua. Guarda che. certo. Guarda che sorriso, E allora, Posso un attimo domarmi la messa? Dai, Miss. Un piccolissimo passo indietro. Felice Sara, vieni. Felice. Sei felice? Non riesci a dire altro, già prima parlava poco, ma dopo imparerai a metterla la Sappi colonia. che hai vinto un viaggio a New York per un mese. Sì, esatto. Un appartamento meraviglioso con Sì, vista a sopra Manhattan. Manhattan. Esatto. No. Sì. Allora, questo lei è Miss Notre Gallery 2016. Brava Sara. E guarda caso. Mira. Accidenti, anche gli inglesi fanno il successo. Per